Buonasera a tutti e benvenuti al consueto appuntamento con i Giovedì della Cultura di Fondazione Casamarca. Solo per questa settimana l'appuntamento è anticipato al lunedì. Questa sera abbiamo il piacere di avere con noi uno dei più raffinati narratori della cultura veneta e non solo, il professor Giandomenico Mazzucato, che ringraziamo anche a nome del presidente di Fondazione Casamarca, professor Luigi Garofalo, per essere qui. Il titolo della conferenza è Dante icona pop. Passo la parola a questo punto al professore e auguro a tutti voi così numerosi e a chi ci segue in streaming da casa un piacevole ascolto. Grazie e benvenuti ancora. Buonasera a tutti, si sente? Devo avvicinare il microfono. Grazie per la vostra presenza, grazie alla Fondazione Casamarca per questa occasione. Parto. Ho preparato un PowerPoint che spero vi interesserà e vi coinvolgerà. Se c'è una cosa che le moderne semiotiche ci hanno insegnato è che un testo è una entità variabile. Scusa, non dovrebbe essere così. Non so che ordine gli ho dato perché è tornato indietro. Nel senso che non esiste solo un testo, ma esiste tutto ciò che su quel testo è stato detto, come è nato, dove è andato, magari per conto suo. Immaginatevi un po' un fiume, no? Momenti di magra, momenti di alta, si cerca la foce, cambia il corso. Un testo va un po' dove vuole lui. Questa è la sua variabilità che ci dà anche, come dire, il senso dell'importanza di quel testo. Io però gli do anche un nome diverso. La rivalsa di Dante, la vendetta di Dante. Immaginiamoci una montagna. Su un versante c'è Dante con le sue opere, con la sua tormentata vicenda esistenziale. Su un altro versante c'è la critica, ma sul terzo versante, che è quello di cui ci occuperemo questa sera, c'è come Dante è entrato nel nostro immaginario, che cosa ha fatto, come ha interagito con noi. E non sto parlando di un'interazione solo sul piano colto, ma anche proprio sul piano popolare. Ma Ugolino li ha mangiati o non li ha mangiati i suoi figli? Certo che non li ha mangiati, ma quella felice e furbesca ambiguità di Dante, più che il dolor poté il digiuno, ha alimentato a livello popolare i primi film. I primi film sono tutti Francesca da Rimini e, dopo parleremo di Dante del cinema, Francesca da Rimini e il conte Ugolino. Il conte Ugolino che si ciba della carne dei suoi due figli e dei suoi due nipoti. Non è così. Ma su quell'immagine che Dante, il primo che se ne è accorto è stato il grande Borges, su quell'immagine che Dante ci ha lasciato, pensatevi quali leggende, quali dicerie, quali favole popolari sono nate. Dobbiamo subito contestualizzare perché altrimenti il discorso non regge, non procede. Dante ha avuto un grandissimo successo presso i suoi contemporanei, ma poi è caduto in oblio. Petrarca, modello della lingua poetica, Boccaccio, modello della lingua della narrativa. Dante è morto alla cultura. Vedete il cursore? Riesco a farvelo vedere? Sì. L'atto di morte di Dante è stato redatto nel 1525. Pietro Bembo, Prose della volgarlingua. Dante dice
parla con rozze e disonorate voci. Rozze e disonorate voci. Poi gli fa anche il pelo, va proprio a trovarne uno, dice biscazza. Petrarca non avrebbe mai detto così. Per riscoprire Dante bisognerà andare molto avanti nel tempo, bisognerà arrivare all'Ottocento, anzi diciamo la seconda metà del Settecento. Dante viene riscoperto, ma questo è abbastanza strano, più fuori d'Italia che in Italia. E più dagli artisti, dai pittori, dagli scultori, che dai letterati. Dante forniva un repertorio di immagini su cui tutti si sono gettati. Poi agli inizi dell'Ottocento Foscolo ha inaugurato il mito del Ghibellin fuggiasco, che ha funzionato per tutto il secolo. Perché? Perché Dante diventa la bandiera del Risorgimento. Vi pensate? L'Italia deve essere unita e deve avere Roma come capitale. È una lettura sotto traccia, chiaramente, ma chi meglio del poeta antipapista e anticlericale può essere il nostro eroe? Se l'atto di morte della fama di Dante viene redatto nel 1525, l'atto, per così dire, di resurrezione spetta molto molto tardi, all'indomani dell'Unità d'Italia, alla storia della letteratura italiana di Francesco De Sanctis, 1870. È quello il documento che restituisce Dante al suo ruolo di padre della lingua e soprattutto della cultura italiana. Allora, se io vi devo parlare, ecco perché la rivalsa e la vendetta di Dante, perché Dante ha fatto cose che né Petrarca né Boccaccio, ha fatto un'irruzione assoluta, ma vedrete in quanti mondi. E proprio perché vi devo parlare di tanti mondi non approfondirò un po' le cose. Spero ci siano occasioni, ma vi voglio far vedere in quanti settori Dante è entrato, inattesi, e credo che riuscirò a spero di riuscire a coinvolgervi. Beh, questa è una slide di passaggio, sono un po', come dire, le mie raccolte, le mostre che ho visto e così via, i poeti che che hanno composto, che hanno scritto sotto la suggestione di Dante. Tutti sanno che i canti pisani di Ezra Pound non sarebbero nati senza Dante, ma io vi voglio parlare di uno scrittore un po' particolare, Gunnar Gunnarsson, che è uno scrittore assolutamente poco noto da noi. Io avevo letto di lui L'uccello nero, che secondo me è il papà di tutti i giallisti. Sapete che esiste una scuola giallistica del nord, no? Secondo me con quell'uccello nero lui ha gettato le basi proprio per tutta una discendenza di scrittori, Camilla Lackberg, eccetera, Anna Dorin-Dridasson, l'islandese. Anche lui è islandese, ma è un islandese che si trasferisce giovanissimo in Danimarca e scrive in danese. Poi, quando torna in Islanda, traduce, caso abbastanza raro, la sua opera scritta in danese, la traduce in islandese. La letteratura, più volte candidato al premio Nobel, questo libro di cui vi parlo ora, Il pastore d'Islanda. Il pastore, leggete, perché io non leggerò tutte le cose che ho scritto, penso che ne leggerò una sola. Il cui vero titolo è L'avvento. È un racconto lungo ed è un racconto straordinario. Pensatevi che viene paragonato al Vecchio al mare, e in Islanda tiene un po' il posto di quello che è nel resto d'Europa il canto di Natale di Dickens.
Io l'ho letto non sospettando ciò che vi avrei trovato dentro, e poi ho capito che un libro del genere può nascere solo sotto la suggestione di Dante. Il protagonista Benedict, dunque il titolo vi ho detto è L'Avvento. Già questo avrebbe dovuto mettermi in allarme, perché se la Divina Commedia si svolge nella settimana santa del 1300, anche qui siamo in un periodo sacro. Il protagonista, che si chiama Benedict e che ha la compagnia di due animali, anche qui animali amici, non ostili, che sono, vi dico anche il loro nome, un cane che si chiama Leo e un montone che si chiama Roccia, fa un mestiere stranissimo. Quando cadono i primi freddi, e in Islanda i freddi l'Islanda è quasi tutta al di là del circolo polare artico, lui si mette per strada e va nella foresta a cercare i capi di bestiame che i suoi colleghi pastori si sono persi durante l'estate. Qualcuno lo trova morto, qualcuno riesce a riportarlo indietro, insomma. Lui ha una casa che adopera come rifugio, ma qual è la grande suggestione? La grande suggestione è questa, che si trova in una foresta di cristallo, il ghiaccio come cristallo, e ci si perde. E finisce per ritrovarsi, certamente, ma quello che ritrova è il se stesso. È un libro che vi farà spendere un pomeriggio forse per la lettura. Più che un romanzo è un racconto breve, ma vale la pena. E alla fine capirete che senza aver letto Dante, Gunnar Gunnarsson non avrebbe mai scritto questo romanzo. Poi ci sono gli scrittori che credono di aver trovato quello che Dante voleva veramente dire, cioè una sottolettura di Dante. Guardate che la progenie degli autori, dei sedicenti critici che vogliono insegnare a Dante quello che lui doveva dire, magari gli insegnano come avrebbe potuto dirlo meglio, perché questo succede, è una progenie enorme e ha dei padri nobilissimi e insospettabili. Uno è il nostro amatissimo Giovanni Pascoli. I suoi volumi di critica dantesca sono talora geniali, ma nel complesso assolutamente indigeribili e talora perfino imbarazzanti. Questa è Maria Soresina, che ha dedicato due libri. Lei è convinta che Dante fosse di religione catara. Libro abbastanza discutibile. Quasi sicuramente era cataro Guido Cavalcanti, quasi altrettanto sicuramente era cataro Farinata degli Uberti, e quanto a Marco Lombardo, che incontriamo nel canto XVI del Purgatorio, la Soresina propone una identificazione con un Marco che è stato vescovo del movimento cataro in Italia. Guardate, va sempre tutto bene, si legge tutto con attenzione. Per esempio, leggendo di Farinata degli Uberti, ho scoperto che Farinata è stato processato per eresia postumo, dopo la morte, è stato dissotterrato e la sua bara è stata bruciata, mandata a rogo la bara. Allora, se voi vi ricordate qual è il contrappasso, cioè la pena che subisce Farinata, costretto a stare con Cavalcante e Cavalcanti, il papà di Guido, dentro a degli avelli infuocati, capite che forse Dante l'idea di attribuirgli quella pena l'ha attinta dalla verità, dal fatto che la sua bara è stata bruciata. Si apprendono anche queste cose leggendo. I libri della Soresina hanno un grande merito, quello di aver portato l'attenzione sulla presenza del catarismo in Italia. Guardate che l'Italia per il centro-nord, soprattutto per quanto riguarda, era largamente
pervasa da questa che non è una religione cristiana, ma è una vera e propria religione alternativa, anche se ha molti elementi in comune col cristianesimo. Ha avuto il merito di portare proprio l'accento su questo fenomeno. Per dire, Conegliano e Treviso formavano una diocesi catara e forse non è tutti noto che il 13 febbraio 1278 166 catari, compresi 2 vescovi catari, il vescovo di Desenzano e di un luogo vicino, furono bruciati nell'arena di Verona. Vi ricordo che la Inquisizione nasce per perseguire Domenico de Guzmán, santo subito ovviamente. L'Inquisizione nasce per perseguire il catarismo. Quella è la sua origine. Dante e i papi, visto che siamo in argomento. Tutti sanno che Francesco ha dedicato per l'anno centenario una lettera apostolica, Lucis Aeterne, ma lo aveva già largamente citato in un'enciclica, la Lumen Fidei. Qualcosa di lui, leggete pure con gli occhi. Si legge bene? Mi pare di sì, da quello che vedo sullo schermo lì. Allora, intanto Dante come scaturigine, come sorgente della cultura occidentale, della cultura europea e dell'Occidente, è un grande riconoscimento. È un grande riconoscimento. Chiesa e società civile gli devono riconoscere queste cose. Anche qui gli fa un complimento. L'esilio di Dante come immagine della fragilità umana. Il suo andare pellegrino, il suo andare ramingo per l'Italia e forse anche per il mondo, Dante forse è stato anche a Parigi, eccetera, sempre inseguito dal bisogno e così via. È l'immagine della fragilità dell'uomo moderno che Dante sublima in un paradigma della condizione umana. Splendide parole del nostro Papa Francesco, che festeggia una ricorrenza importante in queste ore. Ma cosa è successo nel centenario precedente? Nel centenario precedente era Papa Benedetto XV, quindi il Papa si chiamava Benedetto prima del nostro, per così dire, no? E guardate il cognome, quello di mestiere poteva fare solo che il Papa, chiamandosi della Chiesa di cognome, vero? Quindi proprio nomen omen era proprio segnato. E il Papa è un Papa che è stato condannato a una sorta di damnatio memoriae. Perché? Se guardate gli anni, è stato il Papa della Prima Guerra Mondiale. Ed è stato il Papa che ha rimbrottato tutti i presenti, i potenti del mondo per le loro tendenze bellicistiche, che ha predicato pace in continuazione. Credo che per questo sia un Papa che credeva fermamente nella parola. Pensatevi che, questa è l'edizione inglese, ha scritto 12 encicliche in un papato non lunghissimo. L'11ª è dedicata a Dante in Praeclara Summorum. Questa è la copertina dell'edizione dantesca. Io vi voglio ricordare, prima di passare alla slide successiva, che questo è un tema forte. Dante mette tutti i papi all'inferno. Il Papa nell'anno 1300, anno del primo giubileo, è Bonifacio VIII. Dante compie il viaggio nel 1300. E come fa a mettere Bonifacio all'inferno? Trova l'artifizio retorico per mettere anche Bonifacio, che deve ancora morire, all'inferno. Mette all'inferno tutti i papi. Caso a sé stante è il caso di Celestino V. Io non sono affatto convinto che lui sia il personaggio che si cela dietro l'espressione fece per Viltade il gran rifiuto. Sono convinto che non è lui ad aver fatto per Viltade il gran rifiuto. Se qualcuno ha curiosità, dopo magari. Comunque ne parliamo, basta chiedere.
ma tutti i papi sono all'inferno. Cominciamo a leggere. Noi pertanto in questo magnifico coro di tanti buoni non dobbiamo assolutamente mancare, ma presiedervi piuttosto, spettando soprattutto alla Chiesa che gli fu madre, il diritto di chiamare suo Alighieri. Vi ho detto prima, Dante porta bandiera del Risorgimento, antipapale, anticlericale. Guardate chi è, Benedetto Croce, vero, lo riconoscete, chi è ministro della pubblica istruzione in quel 1921 anno centenario, proprio Benedetto Croce, che naturalmente, proseguendo la tradizione risorgimentale, rivendica alla dimensione laica la figura di Dante. Benedetto XV gli dice: giù le mani, Dante è nostro, lo rivendica alla Chiesa e lo sdogana. Lo sdogana perché nelle pagine successive lui dirà che deve entrare in maniera massiccia anche nella scuola. Dante entrerà proprio sulla spinta di Benedetto XV in maniera massiccia nei programmi scolastici. Però il problema del fatto che ha messo tutti, non vi leggo quindi voi prendetevi avanti, che ha messo tutti i papi all'inferno. Come la mettiamo sta cosa? Le argomentazioni di Benedetto XV sono due. La prima, vi chiedo scusa, la prima, povero ragazzo, sbattuto di qua, sbattuto di là, non gliene andava bene uno, poveraccio, insomma non aveva poi tutti i torti, se se l'è presa. Ma non aveva tutti i torti neanche quando parla male dei papi, perché quei papi erano veramente corrotti e quei papi si meritavano davvero di andare all'inferno. Questa è l'enciclica che, ripeto, sdogana al mondo cattolico la figura di Dante Alighieri. Adesso qui andiamo in più spirabile aere. Dante e i fumetti, vedrete la conclusione. Dante e i fumetti. Adesso io vi farò vedere alcune cose, alcune tavole, non sarà necessario soffermarsi tanto. Ho cercato peraltro di mettere vicino ad alcune tavole come potrebbe essere l'iconografia che è servito da ispirazione ai fumettisti moderni. Questo non è neanche tanto evidente. Questo è Marcello Toninelli, un geometra bravissimo di Siena, il quale mi ha detto: guarda, io sono un geometra, ho paura di dire qualche stupidaggine, dimmi tu se... E lui ha avuto sta idea di trasformare le vicende di Dante in strisce, proprio le strisce giornalistiche, tipo Linus per intenderci. Io possiedo di lui i volumi dedicati alle tre cantiche e il volume dedicato alla vita, forse ne ha scritto anche un altro. Ecco il Paradiso, vedete, questa è un'antica miniatura ed è l'incontro con Cacciaguida, canti 15, 16 e 17 del Paradiso. Il grande Topolino. La Disney ha dedicato ben 3 storie a Dante. La prima, la più importante, la più poetica, guardate gli anni, perché sono importanti e poi capirete perché gli anni sono importanti. Esce a puntate tra 49 e 50. Allora, Pippo e Topolino sono 2 guitti di periferia. Vi ho ingrandito, vedete? Vi ho ingrandito l'ultima, questo è proprio l'originale, perché è stato reimpaginato più volte. Sono 2 guitti di periferia che portano in giro, senza molta convinzione, la vicenda di Dante e Virgilio, senza neanche sapere bene chi sono. A un certo punto Topolino, che dei 2, come sapete, è quello più sveglio, dice: ma io voglio approfondire chi è questo di cui parliamo a teatro e di cui non sappiamo niente. Si addormentano sul libro
Dal libro esce un ramo, afferra Topolino, lo porta dentro e lì comincia l'avventura. Chi è il modello? Ma avevate dubbi dopo aver visto il ramo? Guardate il buon Dorè, la stessa scena nel fumetto. Gli autori sono due, Guido Martina, che non solo è lo sceneggiatore, ma Guido Martina riscrive anche le terzine del racconto, che si limita al solo inferno. Questo è un tema che toccheremo più tardi, il solo inferno. E i disegni sono di Angelo Bioletto. È un vero e proprio capolavoro. Le terzine sono terzine perfette. Il finale, salto al finale, come vedete, vedete qui, questi due, vi ricordate, chi come me è un vecchio frequentatore di Topolino, quando i fumetti non erano una bella cosa da leggere. Vedete, a me ricorda Macchia Nera, è vero? E questi chi sono? Lo vedremo subito dopo. Sono Bioletto e Martina, imputati di lesa maestà. Infatti Dante li attacca a colpi di penna stilografica. Io ho fatto i disegni, però poi, come avete visto nell'immagine precedente, c'è questo perdono con questo coro di bambini. Ma io vi voglio leggere le due terzine conclusive, proprio per far vedere che impatto sul costume poteva avere la storia di Dante, il famoso fiume che va dove vuole, di cui vi parlavo prima, la variabilità del testo. O patria mia, solleva il capo affranto, sorridi ancora, o bella fra le belle, o madre delle madri, asciuga il pianto. Il ciel per te s'accende di fiammelle, splendenti a rischiararti ancora la via, sì che tu possa rivedere le stelle. Intanto notiamo che l'ultima parola è stelle, come in Dante. Ma questa è l'Italia che esce con le ossa rotte dalla guerra. Dante diventa, attraverso i fumetti, un messaggio di speranza, una sferzata a guardare avanti verso il futuro, la variabilità di cui si diceva, il testo che produce variabili indipendenti dai motivi per cui è stato scritto. Ecco, vi voglio far vedere anche le altre due storie, molto brevemente. La seconda storia è l'inferno di Paperino. Paperino viene inseguito da Paperon de Paperoni, continuamente stressato dallo zio che non gli presta un becco di un quattrino, e ha bisogno, va a fare un giro in canoa in un canyon. Fa una svolta nel canyon e si trova in un fiume infernale e lì comincia. Vi voglio far vedere un'immagine splendida. Questo sarebbe il barcone di Caronte. Tutta un'altra cosa, eh. Vedete? Anche lui ha il suo Virgilio che lo accompagna. E la quarta, qui è Guido Martina Redivivo, la quarta è la biografia di Messer Papero, che è Dante, il Ghibellin Fuggiasco. È molto simpatico il fatto che Dante mostri a Paperino, che in realtà questo è Paperone, no Paperino, il colle, questo dice: in fede mia ecco il colle ed ecco i primi raggi del sole. Ma qui notiamo che Paperone, per far da guida a Dante, gli chiede i soldi in anticipo. Geniale a suo modo. E qui avete il modello, li vedete i colori di Dante e guardate, nei fumetti dove sono andati a pescare i colori. Un flash su questa splendida immagine della Giada Perissinotto, che è nostra, anche se è nata a Roma, del resto chiamandosi Perissinotto. Bellissimo, questo è un volume che la Giunti ha dedicato di recente nell'anno centenario a Dante. Non poteva mancare Geronimo Stilton, che come sapete è lo pseudonimo di Elisabetta Adami, il mio amico Dante, e poi c'è anche una Divina Commedia
raccontata e che era un allegato a Repubblica. Non so se è stato pubblicato anche in maniera autonoma, io l'ho comprato come allegato alla Repubblica. Questa è una cosa, questo è Seymour Quast. Un attimo solo che giro la pagina dei miei appunti, che non è che mi servano tantissimo. Seymour Quast è un tycoon del fumetto in America. 2019 manda fuori questa sua Divina Commedia e vediamo che Dante non assomiglia affatto a Dante, è chiaramente Humphrey Bogart, o se preferite un personaggio di Dashiell Hammett, e vedete anche come Virgilio sia Hercule Poirot. Che scelta è questa? Io sono riuscito a trovare, non è che sia un detective a mia volta, vero? Ma mi piace andare in cerca delle motivazioni. L'intervista che Quast ha concesso al Domenicale di Repubblica Robinson. Leggete la seconda. Ha scelto di travestire il poeta da detective, dice, un personaggio a cui i lettori possono legarsi, perché in fondo la sua missione è un'inchiesta compiuta per esplorare il mistero della vita e della morte. Ed è esattamente quello che si diceva, non lo vedo, qualche sera fa alla presentazione dell'ultimo giallo dello scrittore Stefano Masini, il quale trova una componente gialla un po' in tutta la letteratura. Stefano, ci sei? Eccolo qua. La luce del tramonto, il suo ultimo giallo. E si diceva, ti ho detto che avrei tirato fuori una cosa, e si diceva esattamente questo. In fondo Dante è un esploratore della vita e della morte, per cui mi va bene tutto sommato che lo renda così. È un fumetto. Mi va meno bene invece Gonagai, che, come vedete in questa immagine che ho scelto per rappresentarlo, è l'inventore di Goldrake e di tutti quei supereroi robotici, e Dante è a sua volta un samurai. Non mi piace molto, non condivido molto questa scelta, però anche questo è un documento. La sua Divina Commedia è un librone grosso così, disegni splendidi, come ci hanno abituati i giapponesi, il disegno alla giapponese. Però mi piace proporlo perché l'attenzione su Dante, come anche Seymour Quast, l'attenzione su Dante è un'attenzione largamente diffusa in tutto il mondo. Questo è un giapponese, l'altro era un americano. Nell'anno centenario poteva mancare la rovina in commedia del nostro amatissimo Benito Iacovitti. Ecco, a Iacovitti va male tutto, ma ce l'ha su soprattutto contro i lavativi che non fanno il loro dovere. E ce lo racconta in questa pagina di parodia della Divina Commedia. E qui mi scuso perché io li possiedo, credo, tutti i fumetti su Dante, ma questo no. Questo è Tarzanetto. Ve lo ricordate? C'è stato un periodo in cui Topolino ha prodotto tanti cloni. Qualcuno ricorderà Cucciolo e Beppe e Tiramolla, no? Che sono Topolino, Pippo e Tabeta. Uno dei tanti cloni è Tarzanetto, che prima era inserito, mi pare, aveva forma autonoma, poi fu inserito nel Corriere dei Piccoli. E Tarzanetto, ripeto, questa qui vi dovete accontentare di un'immagine di bassissima qualità, l'ho trovata in rete perché non possiedo questo fumetto, ma lo cerco ovviamente. E c'è un famoso incontro, di cui diremo dopo, Dante che incontra Beatrice e non osa rivolgerle la parola, no? Come sappiamo bene. Però nel fumetto Dante gliela rivolge e Beatrice gli dice ma va all'inferno, e lui ci va. E questo è, e vedete che la faccia è perché ce l'hanno mandato, insomma, gliel'ha mandato la donna di cui è innamorato. Perché Dante i fumetti? Ecco, si legge la didascalia sotto, no, ve la leggo io.
ascoltami Dante mio, così è una barba, perché non la fai a fumetti, la Divina Commedia? Questa naturalmente siamo in un inserto, qualcuno se lo ricorderà, il Travaso, no? Il giornale satirico con le donnine procaci che si andava a leggere dietro alle edicole perché non potevano essere esposti in prima fila. Ecco, qui abbiamo una Beatrice molto Jessica Rabbit e poco Donna Angelo, poco Dolce Stil Novo. Guardatevi i nomi dei disegnatori, che ho cercato tutti quelli che sono riuscito a trovare. Copertina del Travaso, sempre Cremos probabilmente il vignettista. Dante è, vedete chi sono i due personaggi di spalle con l'Arno alle spalle? Sono Bartali e Coppi, e uno dei due dice all'altro: è arrabbiato nero perché c'è Virgilio che spinge Dante in bicicletta, se gli hanno negato il monumento che gli dovevano fare, se vorrà il monumento gli toccherà vincere il Giro d'Italia. Ho messo vicino una vignetta, gli anni sono gli stessi, dal Dante di Topolino che vi facevo vedere. Guardate, è esattamente la stessa cosa, perché vi ricordo, nel Dante di Topolino Pippo arriva in bicicletta. Pippo, che è Virgilio, arriva in bicicletta. Dopo i fumetti, le figurine. Queste sono, qui adesso andiamo molto veloci, queste sono le figurine Lavazza. Il disegnatore di queste figurine è Italo Giovanni Mattoni. Non ho trovato molte notizie su di lui. Ho trovato notizie su di lui in una intervista a un nipote che è a sua volta, molto giovane, che è a sua volta grafico e pittore. E da questa intervista ho ricavato che questo Mattoni era un personaggione di quelli che non si tengono da nessuna parte, e che ha fatto il cartografo durante la campagna d'Africa, poi è stato fatto prigioniero dagli inglesi, è stato detenuto come prigioniero a Nairobi e in vari posti del Kenya, poi quando è tornato ha messo il suo disegno a servizio della Lavazza. Lavazza è quello del caffè che ha dato questa serie. Poi le figurine Liebig, qui famose, vero? Io ne possiedo parecchie ma non serie complete. Sapete che la Liebig è estratto di carne, un modo per fare carne che andasse così a poco prezzo nelle dispense. Lui era un argentino e intui subito sul modello francese che le figurine erano un ottimo veicolo pubblicitario. Prima erano legate, prima si trovavano nelle confezioni, poi lui capì e la legò a una raccolta a punti. Ci sono molte serie. Guardate, le serie dedicate a Dante sono la 1225 e la 1227. È una vera e propria enciclopedia di tutto lo scibile umano. Qui ci ho messo un punto di domanda, perché queste che ho trovato in un mercatino non so da dove venissero. Vedete il taglio irregolare sotto? Probabilmente queste provengono da qualche merendina, da qualcosa, ritagliate e messe via. Se qualcuno magari ha memoria, dalle figurine alle cartoline. Genere, capite dove è stato Dante? Che cosa ha fatto Dante? Dove ha messo le mani Dante? La variabilità. Nel 1902 la Alinari volle mandar fuori un'edizione della Divina Commedia scrollandosi di dosso l'ingombrante peso delle illustrazioni del Dorè, e affidò l'illustrazione di molte scene a parecchi pittori italiani. Da questi pittori italiani io vi ho proposto quella di Siamo davanti a Farinata, negli alvei infuocati, vi ho proposto quella di un trevigiano, o Petergino, insomma, che è Alberto Martini, l'altro Martini, non Arturo. Ne furono tratte molte cartoline. Nella mia raccolta ne possiedo tante, e questa raccolta avrà uno
spazio particolare tra qualche giorno e fra poco chiederò alla Presidente della Dante Alighieri, che mi onora della sua presenza, di venire a dire due parole di questa cosa. Qui abbiamo anche la dottoressa Pasqualini, direttrice del Museo Salce, che è direttamente coinvolta in questa cosa che annunceremo alla fine. La Sborgi di Firenze si specializzò in cartoline dantesche. Ogni episodio dantesco è oggetto di una cartolina, ne possiedo moltissime. Era anche per il mercato estero, come si vede dalla traduzione in inglese delle terzine. E poi l'episodio degli episodi, l'incontro fra Dante e Beatrice, di cui leggiamo nella Vita Nuova. Se vedete solo il nome del disegnatore è perché non sono riuscito a trovare niente. Questa è carina, con Firenze sullo sfondo, di tale Olivotto. Si occuparono del tema anche Anichini, non so neanche se T è Tito o Toti, no, non lo so. Sono i nomi che trovo sulle cartoline, per quante ricerche abbia fatto, poi magari casualmente mi viene in mano il dato giusto e allora riposiziono il PowerPoint. Sotto Alessandrelli, ma l'immagine canonica è quella del quadro più noto dell'inglese Henry Holiday, che si trova in una galleria di Liverpool. È il suo quadro più noto. Splendido, l'Arno, Ponte Vecchio, le insegne, Dante che vede Beatrice con le sue due amiche. Adesso io vi racconterò l'incredibile fortuna di questa immagine. Intanto leggiamo l'incontro, questo ce lo leggiamo tutti. Stiamo attenti, perché qui siamo di fronte al primo romanzo della cultura italiana, quindi anche uno dei primissimi romanzi europei, se non il primo. Siamo di fronte al clima rarefatto e straordinario del Paradiso e alla temperie culturale di quello che io ritengo il più bel sonetto della storia della letteratura italiana. Guido, io vorrei che tu e la poesia. In realtà dire il più bello si va molto male, perché vorrei ricordare il grande amico di Dante, Guido Cavalcanti, che ha scritto sonetti. Chi è questa che ven cognon la mira, che di chiaritate fa tremar l'aere, la donna che fa tremare di luce l'atmosfera che la circonda. Sonetto assolutamente da storia della letteratura mondiale. Ma questa è la pagina che ci racconta l'incontro. Poi che furono passati tanti die, che appunto erano compiuti i 9 anni, Dante incontrò per la prima volta Beatrice a 9 anni, adesso ne ha 18. Appresso l'apparimento soprascritto di questa gentilissima, nell'ultimo di questi dì avvenne che questa mirabile donna apparve a me vestita di colore bianchissimo. Quindi quando vedete Beatrice non in bianco, vuol dire che non è filologicamente corretto, in mezzo a 2 gentili donne, le quali erano di più lunga etate, e passando per una via volse gli occhi verso quella parte ov'io era molto pauroso, e per la sua ineffabile, indicibile, cortesia, la quale è oggi meritata nel grande secolo, mi salutò molto virtuosamente, tanto che me parve allora veder tutti i termini della beatitudine. L'ora che lo suo dolcissimo salutare mi giunse, in cui mi raggiunse il suo saluto, era fermamente nona di quel giorno. 9 anni, ora nona, naturalmente qui non è che sono i simbolismi ricercati da Dante, e però che quella fu la prima volta che le sue parole si mossero per venire ai miei orecchi. Presi tanta dolcezza che come inebriato mi partio dalle genti e ricorsi allo solingo luogo di una mia camera e puosimi a pensare di questa cortesissima. Sotto in piccolo vedete una rappresentazione di quell'incontro di un altro pittore italiano, Raffaello Sorbi. Ma l'incontro di Dante con Beatrice sul modello del quadro di Henry Holiday ha avuto una fortuna incredibile. Adesso ve la faccio toccare con mano. Intanto
Aurelio Bertiglia, che è il più grande disegnatore di cartoline, centinaia, forse di migliaia, noi abbiamo tutti i cataloghi di Bertiglia, ne fece una parodia fantastica. E devo il possesso di questa cartolina a mia moglie, che l'ha rintracciata in un mucchio incredibile di cose in un mercatino del Piemonte verso la Francia. E sono una rarità assoluta, ne sono un fortunato possessore. Questo è un vetrino per lanterna magica, tratto sempre dal quadro. Vedo con piacere che fotografate, mi fa un piacere enorme, perché vuol dire che proprio ci sono cose che... Una scatola di metallo, forse per biscotti, sotto qui si legge Dante y Beatriz, probabilmente di area ispano-americana. Questa una scatola dei cioccolatini Talmone, sempre con lo stesso incontro, sempre con lo stesso quadro. Sigarette? Il peggio deve ancora venire. Qui abbiamo ancora una marca di sigarette e una pubblicità della Chocolat Masson di Parigi, che è famosa. È una pasticceria famosa perché ha sempre curato, vedete qui, ha sempre curato la grafica delle proprie pubblicità. Qui c'è anche un'innovazione, perché una delle amiche se ne sta andando. Una emissione, un francobollo paraguaiano e una scatola di fiammiferi di una gelateria di New York. Incredibile, vero? L'immagine che ho proiettato prima mi porta a spendere 2 parole su un argomento di cui io conosco zero. Magari mio fratello, che è un filatelico, un dilettante, ma insomma un filatelico che da sempre colleziona francobolli, ne sa di sicuro molto più di me. La filatelia non ne so molto, ma vedete che ogni Stato ha prodotto una o più immagini dantesche. Non posso non ricordare i 3 volumi prodotti dal Centro Italiano di Filateria Tematica, in cui decine e decine di collezionisti si sono messi insieme per commentare tutta la Divina Commedia, canto per canto, tutti i 100 canti, con francobolli di ogni parte del mondo. Un'opera ciclopica, titanica, 3 volumi piuttosto purtroppo introvabili. Però siccome se qualcuno fosse interessato, a me sono stati regalati quando sono venuti fuori, c'è il CD relativo allegato, si può far copia del CD. Non è la stessa cosa del cartaceo, ma insomma. E chiudiamo col Travaso. Raffaello Ionni, il titolo completo sarebbe Il Travaso delle idee. Aspetta, perché io non voglio sforare col tempo. No, se sforo 5 minuti mi perdonate, vero? E guardate sta copertina del Travaso. Intanto le insegne di Firenze sono diventate un divieto di sosta. Non c'è Ponte Vecchio, c'è un ponte attraversato da un tram. Sulla bancarella ci sono i prezzi in lire e così via. E una delle amiche di Beatrice dice a Beatrice: non gli dar retta, Beatrice, è un poeta, non avrà mai l'automobile. Proprio sicuri? Questo è un russo approdato, poi fatto tutte le rivoluzioni, dalla parte sbagliata, ha fatto tutte le rivoluzioni, poi è approdato a Milano, a Genova, poi è approdato a Milano. Infatti questo non è un manifesto o uno stampato, questo è un acquerello che si trova, beata lei, in una collezione privata genovese, e doveva essere il bozzetto per una campagna che non è mai partita, evidentemente non è mai partita. Quella che invece è partita, Dante non doveva permettersi l'automobile, è questa per la OM, fabbrica bresciana di automobili, ed è illustrata da un grandissimo che è Gino Baldo,
è famoso perché è tra i migliori illustratori di una grande collana per l'infanzia, qui ho proposto il Gargantua e Pantagruel, della Scala d'Oro della UTET, collana per l'infanzia che ancora adesso si trova per le bancarelle. Beatrice è arrabbiata nera, bianchissima, perché Francesco si interessa più alla macchina che a lei e dice: amor che al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella vettura. Attenti. Dante testimonial di una marca di scarpe. Calzature Dante. Questo Giorgio Muggiani è un personaggio, come vedete, con una mano raffinatissima. Noi la possediamo, questa al Salce, Elisabetta? Questa la possediamo? No. Dico possediamo perché mi sento. È un noi inclusivo, insomma. È uno dei personaggi che fu autore della scissione che portò l'Inter a separarsi dal Milan. Personaggio eclettico, molto introdotto, insomma non vi dico l'anno, ci fu un certo anno nel 20 in cui un giovane pubblicista di nome Benito Mussolini, guardate come si atteggia lui come ritratto, con che ombre, non ve lo ricorda? Gli chiese di disegnare la testata del giornale che stava per mandar fuori e Giorgio Muggiani gliela disegnò. Questa è epocale. Mario Cussino, che preferiva il bianco e nero e evidentemente anche i generi farmaceutici, perché è autore di una pubblicità che io mi ricordo, il cachet Fiat. Guardate che quell'immagine incorse nelle ire della censura, perché allora bisognava dire cialdino e non cachet. Mi ricordo. Guardate questa immagine, bianco e nero, perché non è mai finito su dei cartelloni, erano pubblicità da mettere nelle riviste, nei giornali. L'inferno, Dante ha mangiato troppo. Il purgatorio, l'assunzione in dose massicce della magnesia, il paradiso ritorna a spanzarsi. Vi voglio far notare che questa, che pare un'operazione rozza, è in realtà un'operazione colta. Intanto Dante viene definito il Santo Pellegrino, la Magnesia, San Pellegrino, e il Santo Pellegrino che è Dante. Ma poi i due versi che sono sotto, che sovra gli altri come aquila vola. Siamo in Inferno 4 e sono i versi che vengono usati per descrivere Omero. La citazione dotta compensa la volgarità e la rozzezza dell'immagine. Questo lo conoscete tutto. Giorgio Muggiani, sempre quello di prima. L'olio Dante ancora adesso. Due vermouth, uno messicano e uno italiano. Dante testimonial di tutto. Qui lametta da barba, sapone da barba, questo sapone da barba qui è ancora in commercio. Scatola di sigari, vedete un po' tutte le nazioni. Ancora una scatola di sigari, una con le relative fascette, una del Belgio e una messicana. L'immagine delle immagini. Teodoro Wolf Ferrari, un grandissimo dell'illustrazione, fratello del musicista Ermanno, quasi coetanei, due anni forse di differenza, nostro, perché nasce a Venezia e muore a San Zenone degli Azzolini. E guardate questa pubblicità per l'Olivetti. Dante corrucciato la mostra e sembra dirci, e l'idea non morì con questa immagine, siamo nel 12 qui, sembra dire, accidenti, ai miei tempi avessi avuto la macchina da scrivere. Adesso lo vediamo subito all'avessi avuto. Perché i rapporti di Dante, proprio con gli strumenti fisici dello scrivere, non si ferma alla Olivetti. La Woodstock, divisione Italia, macchine da scrivere, non so se questa pubblicità fu usata anche all'estero, adopera Dante come testimonial.
Ci torniamo sopra fra un istante con la slide successiva. Questo è l'inchiostro Dante prodotto a Bologna, e questo è un pennino Dante prodotto negli Stati Uniti. È una pubblicità che ho trovato sul Travaso. Se allotta o soffo, saggio, e in dirlo me ne duole. Questi sono i versi che sono scritti sotto, li ho ingranditi. Ci fosse stata questa macchinetta, non 100 canti per 3 parti sole, ma 1000 ne avrei scritti e ben più in fretta. Che è un po' quello che Wolf-Ferrari ha detto con quel gesto nel manifesto che vi ho fatto vedere. Questa è la tempesta infernale, come comprendiamo dalla citazione esatta, la bufera infernale, Paolo e Francesca. Ma da dove nasce il vento? Da quello che allora si chiamava agitatore d'aria, cioè un ventilatore, fabbricato dalla milanese Truffet, straordinario. Il realizzatore è Vincenzo Ceccanti, e questo manifesto è in possesso della collezione Salce e io lo trovo assolutamente straordinario. Qui sopra c'è una cosa interessante: siccome la Sanzogno aveva l'esclusiva delle illustrazioni del Doré, e questo è Doré, si dice che c'è licenza della Sanzogno di pubblicare questa qui. Vittorio Gassman, a Carosello si sentiva solo Dante, chi ha la mia età. Gassman legge Dante per la Perugina, Giorgio Albertazzi legge Dante per Barilla e Dulcis in fondo, no, torno indietro. Nel 1956 Mike Bongiorno porta Enrico Merlini a Lascio raddoppia, uno che sapeva la Divina Commedia a memoria. Mike Bongiorno apriva la Divina Commedia, recitava un verso e lo faceva andare avanti. Personaggio di quelli che facevano la storia della televisione. Mike Bongiorno, ex carabiniere, ex tornitore, autodidatta, diventato maestro elementare. Arrivò fino in fondo, vi ricordate il premio? Erano 5 milioni circa, che era una soppa di soldi. Arrivò fino in fondo, vinse i 5 milioni e uscendo di scena, durante l'ultima puntata, disse: io sono una piccola scintilla e torno nell'oblio, ma resta eterno il fulgore di Dante. Vado a braccio, ma insomma questa è l'espressione che usò. Dante è il cinema. Se voi chiedete a uno, ma Dante, il cinema, al massimo viene in mente la parodia che fece Totò, che abbiamo visto tutti. In realtà un censimento dal 1907 all'ultimo in cui fu girato il primo metro di pellicola di argomento dantesco, all'ultimo Dante di Pupi Avati, sono stati censiti qualcosa come 70 film. Quello di cui vi voglio parlare adesso è L'Inferno, girato nel 1911. I film su Dante parlano della vita di Dante o dell'inferno. Io ricordo sempre Zeffirelli che disse: mi piacerebbe girare un film sulla Divina Commedia, ma mi atterrisce il paradiso. Non so come rendere il paradiso. E proprio questa impossibilità di rendere il paradiso fa sì che la storia del cinema sulla Divina Commedia sia in realtà la storia dell'inferno. Questo fu girato nel 1911 con 3 registi, Bertolini, Padovan de Liguoro. Di Bertolini non ho notizie. Qualcuno ha pensato bene, guardate che era un'opera da Certosini, di farne anche una versione colorata. Bisognava colorare fotogramma per fotogramma. Davvero con un pennello che era un unico pelo. Io l'ho vista fare questa operazione. Si trova completamente in rete. Questo è il fumetto, pressappoco la stessa scena. Fu il primo colossal italiano, più di un'ora, 68 minuti.
Costò uno sproposito, 100.000 lire di allora, spesa enorme, girò tutto il mondo, fu un enorme successo, ebbe la prima nel 1911, nel marzo del 1911, nel Teatro Luigi Mercadante di Napoli. In platea c'erano Benedetto Croce, che applaudì, e Matilde Serao, che aveva presentato, senza averlo visto, in maniera un po' critica il film. Matilde Serao era chiaramente la grande giornalista e scrittrice, che aveva chiaramente paura che il nuovo modo di espressione soppiantasse la parola stampata. Uscì dal Mercadante dicendo: mi devo ricredere. Spendo qualche parola per un grandissimo illustratore di Dante, che si chiama Rino Ferrari. Nel 1970 non c'era galleria al mondo che non desiderasse una illustrazione. Fece illustrazioni, mostre delle sue illustrazioni dantesche in tutto il mondo, ma adesso c'è assolutamente l'oblio su Ferrari, ma se lo cito è perché lui fu autore di questo ambizioso progetto che era un palazzo dantesco, che avrebbe dovuto ospitare tutto lo scibile dantesco, con rappresentazioni continuamente in progress dei vari episodi delle cantiche, ospitando anche eventi culturali di altro tipo. Da quello che ho letto non è stato un lavoro fatto su committenza, ma era una sua idea che evidentemente non ha trovato fondi, non ha trovato cose da... Esco da questo gioco, ma vi voglio far vedere una curiosità assoluta. Questo è John Flaxman, uno dei grandi artisti scopritori di Dante, c'è un moscone, dei grandi scopritori di Dante. Quello che vedete sotto questo è un gioco, il primo videogioco, il papà di tutti i videogiochi, pensate, era per la console Commodore 64, che è il primo PC che è entrato nelle famiglie italiane. Guardate com'è, il ricordo è dei versi che Virgilio recita nel canto settimo del Purgatorio. Sordello gli chiede: ma tu sei davvero Virgilio? E come mai non sei in paradiso? Virgilio glielo spiega e gli dice: purtroppo sono confinato nel limbo dove stanno i bambini che sono stati morsi dai denti della morte prima che fossero dell'umana colpa e senti, cioè prima del battesimo. Ma questo videogioco ma è chiaro perché è la stessa cosa, copiato da una illustrazione di John Flaxman, chiaramente, dei primi, forse degli ultimi anni del Settecento. Andiamo avanti e mi avvio verso la conclusione. Guardate che c'è anche molto altro, ma insomma io ho cercato di darvi un'idea su tutto. Questo è Bettino Daloia, che ha realizzato questo fumetto, Pinocchio all'inferno. Le edizioni sono Nerbini, voi sapete bene che Nerbini vuol dire Collodi, Pinocchio, no? Aveva questo patrimonio che era ha comprato proprio i diritti da Collodi, proprio i diritti sull'immagine di Pinocchio, non solo i diritti sul libro, ma i diritti sull'immagine, e quindi lo propina in tutte le salse e gli fa fare anche un giro all'inferno accompagnato da Dante. La Divina Commedia qui c'entra veramente poco. Gli episodi che sono riconoscibili sono quelli di Minosse e forse qualche altro, ma insomma tantissime cose fiorite, adesso proprio vado di corsa alla fine, tantissime cose fiorite nell'anno dantesco, i giochi per bambini, vedete, con gli album da colorare, la nostra infanzia. Poi Dante per gioco l'inferno, Dante per gioco il paradiso, Dante per gioco il purgatorio, sono 3 volumi
tutti con illustrazioni molto belle. Gli illustratori hanno dato il massimo di sé in queste cose. Voglio citare l'autrice dei testi, che è la bravissima Cinzia Bigazzi, una grande raccontatrice per l'infanzia, e le illustrazioni di Valentina Canocchi. Qui siamo sempre tra gli eresiarchi, tra le arche infuocate. Questo è un gioco da tavola in viaggio con Dante. Naturalmente sono tutte cose che io mi procuro in giro. Vado in cerca, le possiedo. È veramente bello ed ha la bellezza che si gioca, lo si costruisce, ma è una sciocchezza, insomma, lo si gioca su 3 piani. Ogni piano è una cantica, è uno gioco tipo gioco dell'oca, tipo Monopoli, per intenderci. Poi Beniamino Sidoti, che è stato felicissimo che io proiettassi sarebbe un po' un Bartezzaghi giovane, un inventore di gioco di ruolo. Quando gli ho detto guarda che manderò sta cosa perché bisogna anche garantirsi che qualcuno non faccia il difficile per i diritti, felicissimo mi ha detto, anzi porta il mio saluto. È un gioco di ruolo bellissimo, con disegni bellissimi. Dante gioca con i dannati, è un gioco che è molto bello. Io avrei quasi finito, ma in questo panorama di giochi con Dante per Dante mancava qui, in quella che è stata la patria di elezione di Dante, il Veneto, Verona con gli Scaligeri, e Treviso, dove Sile e Canaan si accompagna, mancava un mazzo di carte venete per eccellenza, le carte trevisane. Ci hanno pensato uno splendido pittore Rodigino e uno scriba trevigiano innamorato di Dante. Alberto Cristini, che ringrazio per aver raccolto, sono in stampa, per aver raccolto, è uno straordinario pittore. Intanto ha un segno straordinario, come potete vedere. Ma è un personaggio incredibile, un ottimo pittore con le sue quotazioni, è un personaggio incredibile. Lui ha attraversato a nuoto infiniti bracci di mare, compreso lo stretto di Messina, lo stretto di Singapore, eccetera. Ma per fare questo già bisognerebbe essere dei Superman. Lui non si accontenta di questo e fa le sue traversate. Prego? Spingendo davanti a sé un cavalletto per la pittura e dipingendo. Sì, guardate che se andate in rete e digitate Cristini idropittura, vedete le immagini. E ha inventato questa nuova disciplina che è la idropittura, che può vantare evidentemente un solo adepto, lui. Io vi ringrazio. Prima di dare la parola a qualcuno vorrei chiamare qui la professoressa